Il GIP del Tribunale di Agrigento, Michaela Raimondo, accogliendo la richiesta del procuratore Giovanni Di Leo e del sostituto Annalisa Failla, ha disposto l'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sul crollo avvenuto all'interno del cantiere per la realizzazione della nuova sede universitaria in via Atenea. Si tratta di accertamenti irripetibili per stabilire la causa del cedimento del muro di cinta. Il prossimo 23 luglio verrà affidato previo giuramento l'incarico all'ingegnere Vincenzo Ragusa. Il perito dovrà in particolare accertare le cause del cedimento con riferimento a eventuali condotte di negligenza, imprudenza o imperizia nell'esecuzione dei lavori da parte dei soggetti intervenuti alla progettazione, esecuzione di lavori di ristrutturazione, come scrive il giornale online Grandangolo. L'ingegnere Ragusa dovrà inoltre individuare e stabilire eventuali interventi immediati da eseguire per scongiurare ulteriori crolli, porzioni dell'immobile e le relative modalità operative con la relativa redazione del progetto di messa in sicurezza. Nell'inchiesta ci sono 9 indagati, come è noto da tempo. Tra questi compare il nome del rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri, 63 anni. Gli altri indagati, tra tecnici e progettisti e imprenditori, sono Rosario Lopiccolo di Palermo, Michele Carruba di Erice, Edoardo Solito di Putignano in provincia di Bari, Andrea Milano di Porto Empedocle, Giovanni Pisano di Palermo, residente ad Agrigento, Pietro Agnello di Agrigento, Sergio Cusin di Candelo, provincia di Biella, Martino Solito di Martina Franca in provincia di Bari. Per tutte le ipotesi di reato individuate dalla Procura sono crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, delitti colposi in danno in concorso. È un atto dovuto per consentire di esercitare il diritto alla difesa e partecipare agli esami irripetibili. 5 invece le persone offese, tra i proprietari delle strutture ricettive delle abitazioni che sono state evacuate in seguito al crollo: Giovanni Svettini, Alessandro Maltana, Vanessa Di Rosa, Adriana e Teresa Gallo Ingrao, residenti con attività imprenditoriali in vicolo Ospedale dei Cavalieri di Malta e Salita Madonna degli Angeli ad Agrigento. L'inchiesta, coordinata dal PM Annalisa Failla, è stata eseguita sul campo dai Carabinieri di Agrigento. Al centro dell'attività investigativa le normative sulla sicurezza del lavoro in relazione agli scavi sottostanti l'edificio. Il cedimento si è verificato all'inizio del mese di maggio, nel tardo pomeriggio, accompagnato da un forte boato che ha messo in allarme residenti, commercianti e persone che si trovavano nel salotto buono della città. Soltanto il caso e un'allerta meteo arancione diffusa quel giorno dal Comune hanno evitato conseguenze ben peggiori di quelle poi effettivamente verificatesi.